prefettura Venezia con i consoli di tutte le nazioni coinvolte nella strage del bus a Mestre. Da domenica inizierà il rimpatrio delle salme, il messaggio di Re Carlo d'Inghilterra profondamente scosso vicini all'Italia. Mentre si attende l'esito dell'autopsia sull'autista, nuovi rilievi della polizia locale sul cavalcavia, smentita la notizia che l'autista del bus accanto a quello precipitato avrebbe visto del fumo. Oggi intanto un altro tragico incidente a Mestre, 62enne centauro trevigiano muore nello schianto contro un tir in tangenziale, caos traffico. È morto il bimbo di 3 mesi ricoverato dopo l'arresto cardiaco in casa, era in condizioni disperate. Il sindaco di Montebelluna sconvolti per questa nuova tragedia, il terzo decesso in meno di un mese tra bimbi con meno di un anno. Nel Veneto, che fa i conti con i dati preoccupanti per l'inquinamento ambientale, il ritorno dei cortei di Friday for Future a Padova, Vicenza e Venezia, la marcia di giovani e non. Al via le celebrazioni e la festa per il ritorno delle spoglie mortali di Pio X nella Marca, l'urna a Treviso, l'abbraccio dei fedeli domani alle 10:30 la diretta per la messa in Duomo e nel pomeriggio la partenza verso Riese. Svelato il logo dell'Adunata Nazionale degli Alpini del 2024, un simbolo che unisce la città di Vicenza al cuore alpino. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano naturalmente la strage del cavalcavia di Mestre. Oggi c'è stato un vertice in prefettura a Venezia, presenti i consoli di tutte le nazioni coinvolte nella tragedia. Presumibilmente da domenica inizierà il rimpatrio delle salme. Entro domani sera tutte le salme della strage che si è consumata ai piedi della rampa Giorgio Rizzardi saranno ricomposte nell'obitorio dell'ospedale di Mestre. I corpi di 20 persone arrivate a Venezia per trascorrere una vacanza che si è conclusa con una delle peggiori tragedie degli ultimi decenni inizieranno presto il rimpatrio. Le procedure sono state concordate durante un vertice in prefettura al quale hanno partecipato anche i consoli delle nazioni cui appartengono le vittime. C'è la disponibilità del Comune di Venezia a sopportare le spese di alloggio delle famiglie, ma anche per il rimpatrio delle salme. C'è la disponibilità della Regione Veneto per il tramite della USL 3 Serenissima a creare le condizioni anche per l'acquisto di alcuni elementi che si impongono in questi casi. Fra domani sera e dopodomani possono iniziare le procedure di rimpatrio delle salme. In queste ore i familiari delle vittime stanno continuando a raggiungere Mestre, dove è possibile avranno l'occasione di vedere per l'ultima volta i propri cari. Mancano ancora i familiari di una nazione che arriveranno tra stasera e domani perché sono all'estero, e quindi questo è anche il motivo per cui abbiamo creato ulteriori condizioni perché anche questi familiari possano vedere i propri cari. Oltre che la prefettura, Cacornero ospita anche il Consiglio della città metropolitana di Venezia, l'ex provincia, che si è riunito nelle stesse ore del vertice coi consoli, aprendo la seduta con un minuto di silenzio. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha quindi letto il telegramma giunto da Papa Francesco, assieme alle testimonianze di vicinanza espresse fin dalla sera della tragedia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Commissione europea Ursula von der Leyen. Anche Re Carlo III d'Inghilterra ha indirizzato nelle scorse ore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un sentito messaggio di cordoglio condiviso con la regina Camilla per la tragedia del bus di Mestre. Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scossi e rattristati nell'apprendere la notizia del terribile incidente d'autobus avvenuto a Mestre. È il messaggio sulla pagina Facebook del Sovrano e vogliamo esprimere le nostre più profonde condoglianze alle famiglie di tutti quelli che hanno perso tragicamente la vita e solidarietà alle persone rimaste ferite. Durante le nostre visite in Italia, prosegue, siamo sempre stati colpiti dalla gentilezza e dalla generosità del popolo italiano. I nostri pensieri, le nostre preghiere e la nostra partecipazione vanno dal profondo del cuore verso tutti coloro che sono stati coinvolti in questa spaventosa tragedia. E mentre si attende l'esito dell'autopsia, questa mattina nuovi rilievi della polizia locale sul cavalcavia, smentita la notizia che l'autista del bus accanto a quello precipitato avrebbe visto del fumo. Ma è vero che ha visto questo sbuffo di fumo nero? No, assolutamente no, non c'era, e è una trascrizione sbagliata dell'intervista che gli ha rubato al telefono,
e dove lui tra l'altro si sente, io che lo conosco, sento ben chiara la sua voce scossa mentre parla di questa cosa, era molto agitato e gli è venuto fuori un po' in dialetto "non ho visto fumo" invece di "non ho visto fumo", ci siamo persi la seconda N di non, e nella ribattitura della sottotitolatura è venuto fuori "ho visto fumo", tanto che poi oggi sono usciti sui giornali articoli che parlano di questo incendio che non c'è mai stato, o comunque se c'è stato lui non ha mai dichiarato di aver visto né fiamme né fumo. A parlare è il titolare dell'autista del bus che la sera dell'incidente era accanto a quello precipitato. L'autobus di colore scuro che si vede nelle immagini delle telecamere, quello fermo al semaforo. Su alcuni quotidiani è stato riportato che l'autista avrebbe dichiarato durante un'intervista telefonica trasmessa da una rete nazionale di aver visto del fumo prima che il mezzo guidato da Rizzotto precipitasse. Dichiarazioni però ampiamente smentite dal suo titolare. Il motivo in più per il quale non vuole affrontare l'intervista, dice, io l'unica cosa che ho detto è anche stata poi riportata male, e che non vengano fuori soldi, dice adesso lì c'è un servizio giornalistico che dice il contrario di quello che ho dichiarato agli atti, e non voglio che poi avere problemi che io dico le stesse cose poi da una parte vengono riportate male. Poi spiega. Si è visto sfilare l'autobus di fianco e poi cadere fuori dalla strada, cadere giù dalla cavalcavia. Ha avvertito le autorità, poi da lì ha dovuto spostarsi perché aveva anche dei passeggeri a bordo, per cui non è un caso che rimanesse lì fermo in quel momento. Intanto stamane gli agenti della Polizia Locale di Venezia stavano effettuando nuovi rilievi lungo il cavalcavia, dopo quelli eseguiti ieri pomeriggio alla presenza del comandante Agostini, in cui è emerso che sono 27 i punti in cui il guardrail è stato toccato dalla carrozzeria del bus. A terra si leggono i numeri segnati con la vernice. È emerso anche che il mezzo nella caduta avrebbe colpito piegandolo il guardrail che ricominciava dopo l'interruzione e che una volta appoggiato sulla banchina questa avrebbe poi ceduto. Fondamentali nelle prossime ore saranno l'esito dell'autopsia sul corpo dell'autista e il contenuto delle scatole nere. I feriti ancora non parlano dell'incidente. Quanto riferisce il primario di psichiatria di Mestre, a Mirano intanto è uscito dalla rianimazione e ricoverato in reparto Marco, il neo sposo croato che nella tragedia ha perso la moglie Antonella e il figlio che portava in grembo. Dell'incidente i sopravvissuti della strage del bus ancora non ne hanno parlato, così il responsabile della psichiatria di Mestre riferendo ai giornalisti dei colloqui avuti fino ad oggi con i ricoverati. Al momento non abbiamo affrontato l'elemento traumatico con nessuno di loro e anche loro devo dire che in questo momento sono concentrati proprio sui loro congiunti, sullo stato di salute perché come sapete molti di loro hanno perso figli, genitori, amici durante l'incidente, per cui loro in questo momento stanno proprio chiedendo questo aspetto qui e noi attendiamo anche prima di toccare questo tasto che è particolarmente delicato. Condizioni pressoché invariate delle 15 persone ferite ricoverate presso gli ospedali del Veneto, delle quali 9 si trovano in terapia intensiva, 5 nei reparti di chirurgia e 1 in pediatria, come comunicato dalla Regione Veneto. A Treviso sono ricoverati 5 pazienti, di cui 3 tedeschi, cioè 2 fratellini, Oliver 13 anni ed Emilia 4 anni, con il papà di 33 anni, sempre grave. Critiche a Padova le condizioni di una donna e una bambina ucraine e una donna spagnola. Per quanto riguarda Marko Bakovic, il neosposo croato che nello schianto ha perso la moglie Antonella Perkovic con il bimbo di 6 mesi che portava in grembo, è sempre ricoverato a Mirano, dove però migliorano le sue condizioni di salute. Era in rianimazione a Mirano, che è uscito ieri ed è in chirurgia generale e sta andando molto bene, per cui diciamo tutti i suoi problemi legati al trauma stanno evolvendo positivamente. Degli altri superstiti in cura all'ospedale dell'Angelo, 2 si trovano nei reparti di degenza e sono in fase di miglioramento, ma è presto parlare di dimissioni. Non abbiamo previsioni, sapete che comunque quando un paziente è ricoverato possono succedere tante cose, per cui a meno che non ci sia una dimissione imminente è difficile pronunciarsi, quindi ci vorranno alcuni giorni.
E ancora una tragedia della strada, sempre a Mestre. Oggi a perdere la vita un motociclista trevigiano di 62 anni. Violentissimo lo scontro tra la moto e il tir con targa italiana poco dopo mezzogiorno nei pressi dell'aeroporto di Tessera, dove a perdere la vita è stato il motociclista trevigiano di 62 anni, Massimo Sartorello. Il fatto lungo il raccordo Marco Polo tra lo svincolo che collega la 27 con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Milano, in corrispondenza della corsia di immissione. La dinamica ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al personale del SUEM, con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. Svincolo della 27 che da Treviso mette in A57 direzione Milano, chiuso per ore e riaperto soltanto dopo le 15, chiuso durante lo stesso orario anche quello che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo immette in A57, cioè tangenziale di Mestre, sempre in direzione Milano. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo si sono formate lunghe code in direzione Milano-Venezia. È morto questa mattina il piccolo Jacopo Sartene, neonato di appena 3 mesi di Montebelluna, che 2 sere fa era stato ricoverato d'urgenza in ospedale perché non respirava più. È il terzo caso simile in meno di un mese nella Marca, una comunità, quella di Montebelluna, sotto shock. Il suo piccolo cuore ha cessato di battere. Jacopo non ce l'ha fatta, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. Il bimbo, 3 mesi appena compiuti, era stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Verona nella notte tra mercoledì e giovedì, colto da un grave malore. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i familiari che avevano subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 erano arrivati con automedica e ambulanza ed avevano rianimato il bambino sul posto. Il suo cuoricino aveva ricominciato a battere. Il bimbo, prima trasportato con l'elicottero al Cafoncello, era stato poi portato a Verona. La speranza e la lotta per salvargli la vita. Purtroppo in mattinata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Il piccolo Jacopo non ce l'ha fatta. Ed ora è l'intera comunità di Montebelluna a stringersi ai familiari. Comunità montebellunese già profondamente colpita dall'improvvisa scomparsa solo 3 settimane fa della piccola Sofia, la bimba di 4 mesi trovata priva di sensi in culla e poi deceduta all'ospedale di Treviso. È una tragica notizia che ha sconvolto tutta Montebelluna. Io voglio esprimere le mie più profonde condoglianze, ma anche le condoglianze dell'intera comunità montebellunese alla mamma, al papà e a tutti i parenti del piccolo venuto a mancare purtroppo. Fino all'ultimo i familiari hanno sperato in un miracolo, ma le sue condizioni erano subito apparse disperate ed i genitori di Jacopo avevano deciso di farlo battezzare. Alle 9 la tragica notizia. L'amministrazione e io, sindaco, sono a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa fosse necessaria. Ricordiamo che purtroppo qualche settimana fa un'altra neonata era venuta a mancare qui nel nostro territorio. La Marca intera è sotto shock per questa ennesima morte in culla, la terza in appena 3 settimane. La piccola Sofia Cocia di Montebelluna, 4 mesi, morta il 16 settembre. Venerdì scorso il decesso di Alessandro Izzi, 11 mesi, trovato senza vita nel lettino all'asilo Raggio di Luna a Porcellengo di Paese. Ed oggi il dramma di Jacopo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, sono tornati a sfilare per le vie di Padova gli attivisti di Friday for Future, oltre 200 partecipanti al corteo che dalla stazione è arrivato all'ex caserma Prandina. La città, una delle città più inquinate d'Europa, con i livelli di PM10 e di PM2.5 più alti. Hanno percorso le strade di Padova, città, da piazzale Stazione fino alla caserma Prandina, simbolo di quelle che definiscono le cattive politiche per il clima, dove un parco potrebbe essere trasformato in parcheggio. Sono tornati in piazza gli attivisti del Friday for Future, che si sono dati appuntamento in 35 città italiane. C'è anche Padova, siamo tornati e tornate in piazza oggi insieme anche ai comitati della città, insieme agli studenti medi e agli studenti universitari, per portare ancora la nostra voce
contro la devastazione climatica e per la giustizia climatica e sociale. È solo l'inizio di un autunno che vi porterà in varie città, anche del Veneto. Certo, è l'inizio di un lungo percorso, anzi è il continuo di un percorso che non si è mai arrestato, quello per la giustizia sociale e la giustizia climatica, che ci porterà tra le altre cose ad attraversare presto i territori di Cortina per le mobilitazioni contro le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Pensiamo che la lotta climatica non possa essere slegata da tutte le lotte, anche dalla lotta per la casa. In questo momento Padova sta affrontando una crisi abitativa grandissima, anche da parte di vista degli studenti universitari che in questi giorni si stanno mobilitando e stanno manifestando per chiedere delle misure immediate. Cortina del 2026 è la devastazione che stanno portando questa grande opera. Non ci sono solo giovani in corteo? No, ci siamo anche noi, perché evidentemente è una questione che riguarda tutte le generazioni. Ma voi siete qui anche per un motivo fondamentale, è per la città che siete qui, per la città in cui vivete? Siamo qui per tutto, però anche per la città, perché ormai è da tanti anni che è sotto l'assalto del cemento, dei gas climalteranti e delle polveri sottili. Non si può buttare ancora cemento per costruire delle grandi opere inutili. Al via le celebrazioni e la festa per il ritorno delle spoglie mortali di Pio X nella Marca, l'urna a Treviso, l'abbraccio dei fedeli. Domani, lo ricordiamo, alle 10:30 la diretta per la messa in Duomo e nel pomeriggio la partenza verso Riese. Ma allora adesso andiamo dal nostro Lucio Zanato per vedere come si stanno vivendo queste ore così emozionanti. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo, come vedete, fuori dal Duomo di Treviso e dentro c'è l'urna con le spoglie mortali di San Pio X. San Pio X che è giunto questa mattina alle 6 all'interno del Duomo, è stato preparato, doveva giungere nel pomeriggio, è stato anticipato per questioni logistiche e poi oggi alle 15 le immagini che state vedendo raccontano della cerimonia ufficiale di apertura proprio delle celebrazioni per questa venerazione itinerante, perché lo ricordiamo, oggi dalle 15 si sono aperte le porte del Duomo, rimarranno aperte fino alle 22:30, 23 questa sera, domani mattina dalle 7 di nuovo e poi dalle 10:30 noi saremo in diretta per poi alle 11 seguire la celebrazione della Santa Messa, della Messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e poi con tutti i vescovi del Triveneto. Poi naturalmente nel corso della giornata ci sarà la venerazione fino alle 15 ci sarà il messaggio che il vescovo tramite appunto vescovo consegnerà ai giovani missionari, dopodiché verso le 16 l'urna partirà qui da Treviso per raggiungere intorno alle 18 Riese, dove dopo una breve processione verrà deposta al centro del santuario delle Cendrole. Tutto questo naturalmente noi lo seguiremo oggi nel corso della presentazione, dell'apertura insomma di queste giornate intense per la devozione interessante, importante, il messaggio che ha rivolto il vescovo di Treviso, Michele Tommasi, ricordando la figura di San Pio X che guardava i bambini, guardava gli immigranti, quindi una figura attualissima in questo momento storico anche nostro. Altro importante passaggio è stato quello del sindaco di Treviso Mario Conte, che ha ricordato i momenti di difficoltà da dover affrontare e superare anche con la fede. Insomma, tante cose che poi noi vi racconteremo in maniera più approfondita nel corso del telegiornale di Treviso, e se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime edizioni. Svelato il logo dell'Adunata Nazionale degli Alpini 2024, un logo che unisce Vicenza al cuore alpino. Il cuore alpino ha già iniziato a battere. In attesa dell'invasione pacifica del 2024, intanto si compie un primo passo verso la 95esima adunata nazionale che si svolgerà dal 10 al 12 maggio prossimi. Oggi è stato svelato il logo.
uno scudo crociato che è anche un cuore, simbolo dell'accoglienza delle penne nere vicentine. Rappresenta un po' quel che è la città di Vicenza, quindi i colori bianco-rossi, lo scudo cuore, quindi una parte dello scudo per la forza che rappresenta la città, il cuore alpino con la nappina. Quindi diciamo che questo racchiude un po' tutto. Il numero 4, che sono i 4 settori, sono i nostri 4 ossari che sono tutti raccolti con questo logo. Lo scudo cuore significa scudo, protezione, accoglienza, luogo sicuro. Cuore, disponibilità e grande generosità. Questi sono i valori degli alpini, della città di Vicenza e degli alpini in generale. Dopo l'annuncio dell'apertura dell'ex caffè Moresco, oggi parte ufficialmente il via alla lunga maratona che porterà alla 3 giorni di maggio con la presentazione del logo che accompagnerà tutti i momenti ufficiali della dunata. E intanto la macchina organizzativa procede per pianificare l'accoglienza, gli eventi e la sicurezza. Per settimana prossima avremo la presentazione di Palazzo Folco, che sarà il quartier generale della Dunata 2024, dove verranno di fatto messe le fondamenta a tutti i progetti che sono stati finora messi su carta. Stiamo lavorando sugli alloggiamenti collettivi, la zona fiera, sulla viabilità, la mobilità interna, la sicurezza, che abbiamo già avuto 2 tavoli di confronto con la prefettura e la questura, quindi stiamo lavorando su tutti i fronti per rendere sicura la città e che sia accogliente come sarà sicuramente la città di Vicenza per gli alpini. Vicenza si sta preparando ad ospitare la grande adunata nazionale del 2024 e sarà un appuntamento storico per la città e per la nostra comunità. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Dominio incontrastato dell'anticiclone anche in questo weekend, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di sabato 7 ottobre. Sul Veneto tanto sole ovunque, non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature senza variazioni di rilievo, minime sugli 8-16 gradi, massime comprese tra 24 e 28 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto e stabile, con un ampio soleggiamento e con un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nuvolosità ad alta quota, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 26-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.